22 che sbaglia il rilancio e c'è il gol da parte del numero 8 Scichella. Il calcio d'angolo va con il destro De Francesco, basso dietro per Severini, di piatto sotto l'incrocio, l'1-1 dell'Alitalia. La conclusione, attenzione, c'è una deviazione, ancora Pisapia da lontano, il 2-1, Pisapia, la Roma di nuovo in vantaggio. Trova il suo numero 33, prova a entrare in area, ancora e subito il pareggio immediato da parte di De Francesco, 2-2. A battere va Severini con il destro ed è un gol meraviglioso, quello del 3-2, Severini, l'Alitalia di nuovo, anzi è per la prima volta in vantaggio. Un avversario lo salta, non il secondo, però la palla gli torna sui piedi ed è ancora Severini. Il quarto gol dell'Alitalia. Chella allarga subito verso destra, la palla in mezzo, c'è una deviazione, Sestili riapre i giochi a pochi minuti dalla fine. Roma ancora si libera molto bene, trova De Francesco che converge con il sinistro e forse va a chiudere la partita. De Francesco 5-3. Il controllo ancora per De Francesco, la palla in mezzo per il numero 27 Berardi che la chiude, 6-3 per l'Alitalia. Alla conclusione dell'incontro e c'è ancora l'Alitalia pericolosamente in avanti. C'è il 7-3, Belardinelli.